Pronti? 1, 2, 3. Valida con la velocità da parte di Virtual Victory dall'esterno. Severino converge alla corda avanti a Virtual Victory, poi Ardimentosa Luis, mentre rimane all'esterno e cerca di ripiegare Timbuktu B. Di quelli a 20 metri il più veloce è stato Rake HBD, che precede Victor Trio all'esterno, Azimuth Griff alla retroguardia Tildemati. 15,9 per i primi 200 metri con partenza da fermo, e il favorito Severino è all'avanguardia come prevedibile nei confronti di Virtual Victory di Ardimentosa Luis, Timbuktu B all'esterno, Azimuth Griff alla corda, Rake HBD, poi ancora Victor Trio e Tildemati. Così disposti completano i primi 400 metri in 31 e mezzo. Si vanno a finire ora i primi 600 metri in 48,1 con una frazione in 16,6 sulla curva di destra. Severino in vantaggio a ritmo lento nei confronti di Virtual Victory, Ardimentosa Luis, Azimuth Griff che per il momento è ancora a lato di Timbuktu B. Prende la schiena di Azimuth Victor Trio, che si sposta all'esterno anticipando Rake HBD alla retroguardia, sempre Tildemati. 1,4 per il mezzo miglio iniziale e la metà gara che viene passata in 1,20 e mezzo. In vantaggio Severino nei confronti di Virtual Victory, Azimuth Griff che prova a risalire al largo. Lungo la corda c'è Ardimentosa Luis, Victor Trio in seconda pariglia, in terza Rake HBD. Davanti alle tribune un altro paletto davvero lentissimo in 16,6. Si inizia ad accelerare con in vantaggio Severino nei confronti di Virtual Victory, Azimuth Griff che arriva a lato di quest'ultimo, poi Ardimentosa Luis e Victor Trio, ancora Rake HBD. L'accelerazione decisa da parte di Severino che cerca di mettere in difficoltà quelli che vengono all'esterno. Si trascina sempre Virtual Victory, il primo miglio passato in 2, 4 e 3 con una frazione in 28,9 e 13,9 la dritta di là. Severino in vantaggio, cerca di scappare, ha messo in difficoltà Azimuth Griff, è sempre lì Virtual Victory, ancora bene lungo la corda Ardimentosa Luis, da dietro si fa fatica, la retta d'arrivo con Severino in vantaggio, prova ad andare di dentro Virtual Victory, poi Ardimentosa Luis, Severino che si difende da Virtual che attacca all'interno, Severino in vantaggio, attacca Virtual Victory, Severino sul palo, si salva da Virtual Victory. Al terzo ancora Ardimentosa Luis a precedere gli altri. Il successo da parte di Severino, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che porta a casa il successo per il training di Giuseppe Citarella, il successo meritato in coast to coast. Dopo tanto tempo torna alla vittoria il figlio di Dominatore Dorio, di proprietà della scuderia Michales, che completa il percorso di testa nei confronti di Virtual Victory e completa così il suo percorso ancora una volta nelle immagini. La retta d'arrivo vincente da parte di Severino che si porta a casa la vittoria, secondo è Virtual Victory, terza è Ardimentosa Luis. Il successo è tutto di Severino, MVP dell'Annunziata.